Amici del futsal, benvenuti al Palarigopiano per l'anticipo della nona giornata tra Pescara e Audace Verona. Un saluto da parte di Silvia Venditti. La Serie A Fables torna in campo con un turno molto interessante che prevede anche la sfida tra chi le ha vinte tutte, la capolista kick-off, e chi ha vinto tutti i trofei in palio negli ultimi 2 anni, vale a dire il Bitonto di Marzoli. Ma ora andiamo alle distinte di questa sfida. Per l'Audace Verona abbiamo con il numero 5 Marta Verdù, poi Arianna Pomposelli, Luana Puttovo, il capitano, Nanako Arakawa, Elena De Cao, Eleonora Zandonà, Giulia Ferrera, Federica Ficeto, Margherita Vittorelli, Greta Maretti, Benedetta De Angelis e Caterina Biasiolo, allenatore Andrea Rossi. Dall'altra parte il Pescara di Amparo che schiera Marica Mascia, poi Aida Sciascio, Ludovica Coppari, Ersilia Dincecco, Natalia Rozzo, Chiara Di Sauro, Federica Belli, Alessia Discaro, Gabi Vanelli con il numero 12, 27 Alessia Valentino, 44 Tati e 99 Pato. Gli arbitri sono Davide Zingariello di Palermo, Alessandro a comando di Olbia e il cronoce è Matteo Ottaviani di Trieste. Prima di iniziare ricordiamo che lo scorso 3 dicembre è stata la giornata internazionale per le persone con disabilità e la Lega Nazionale Dilettanti e Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC vogliono promuovere un messaggio di valorizzazione, lo sport come strumento di integrazione e inclusione, dicendo no alle barriere, il calcio è di tutti. Si sono riunite le squadre sulle rispettive panchine, tra poco avremo anche i quintetti della nona giornata, è già pronto quello del Pescara. Andiamo subito a vedere prima le foto di rito. Ci sarà un altro anticipo alle 5:30, tutte le partite sono sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Dicevamo CMB Atletico Foligno alle 17:30, domani il resto della giornata con kick-off Bitonto alle 15, poi VIP Cagliari 17:30, Occasa Falconara Lazio alle 18, stesso orario di Lamezia Femminile Molfetta, mentre riposa il Tiki Taka. Secondo posto per il Pescara che ha 17 punti, così come le giallorosse di Chiavaroli, 6 punti per l'Audace, decimo in classifica. Andiamo quindi con i quintetti. Pescara che schiera Di Sauro, Tati, Rozzo, Pato e Dincecco. Dall'altra parte Verdù, Putto, De Angelis, Biasiolo e Ferreira. Seconda partita da titolare per Chiara Di Sauro che ha esordito al Pala Paternesi. Un clean sheet contro l'Atletico Foligno, 4-0 il risultato. Mi tremavano le gambe, ha detto, ma poi ho visto grande tranquillità. Intanto partiti con Biasiolo all'indietro, Puttovo il capitano per De Angelis che qui è di casa, è di Colle Corvino, a appena 20 km dal Palarigopiano di Pescara. Ferreira sulla sinistra, non può controllare ma il pallone è suo, a distanza capitan Dincecco. Lascia per Puttovo, la conclusione con il mancino fermata da Di Sauro. Ex Visfondi e Atena Sassari. Dincecco prova a prolungare per Pato, rientrata dalla doppia amichevole con la nazionale. Pato in azione, supera De Angelis, la puntata Verdù subito in opposizione e poi va a caricare le sue dopo 30 secondi. Il primo affondo del Pescara. Ancora in tribuna Jessica Manieri, ma le biancazzurre di Amparo si stanno comportando benissimo. Rozzo per Tati, si stacca all'indietro Dincecco, la insegue De Angelis in pressione. Tati trova un buon corridoio per Pato all'indietro, attaccata da Putto, il blocco di Tati. Ancora Pato, Dincecco smista a sinistra per Tati che prova l'aggancio con il mancino ma non riesce a controllare il pallone. Dicevamo della doppia amichevole disputata a Mursia dalle azzurre, 2-0 KO nella prima, nella seconda invece la prima vittoria ufficiale dopo 12 amichevoli, il successo per 4-1, un successo netto delle azzurre del CT Salvatore. E tra le giocatrici in gol ci sono state anche Pato e Vanelli. Pato ancora in azione, Puttova all'ultimo secondo però mette il piede. 6 stagioni scusate di rosso-nero per il capitano che ha detto conosciamo il valore del Pescara ma scenderemo in campo per fare la nostra partita. Tati per Rozzo dal limite e la conclusione con il piattone che passa nel traffico dell'area ma finisce sul fondo. Verdù al recupero, lancio lungo in avanti a cercare Ferreira che si era mossa però dalla parte opposta.
Di Sauro. Appoggio per Tati. Sono passati però i 4 secondi, secondo il direttore di gara, un po' incredula, numero 8, così come Dincecco che va a chiedere spiegazioni. Comunque sia calcio di punizione per l'Audace Verona, mentre il Pescara effettua il primo cambio. Entra Coppari al posto di Pato. Sul pallone De Angelis, al cambio anche Biasiolo che lascia spazio a Pomposelli. Anche lei ormai tante stagioni fa ha giocato con i colori biancazzurri, ha vinto anche una Supercoppa, la prima della sua carriera, poi ne ha vinta un'altra anche con la Kickoff. Intanto De Angelis sul pallone, tocco per Puto, la conclusione, ferma tutto Tati, poi Ferreira e ferma tutto Dincecco in maniera provvidenziale. Era indirizzato bene il sinistro di Ferreira, ha fatto muro però il capitano. Ottima chance per il Verona che continua ad attaccare. Ferreira non può tenere in campo il pallone, quindi recupera il possesso il Pescara dopo il pericolo corso sul calcio di punizione. Doppia conclusione dell'Audace Verona. Rozzo, pallone in avanti, Tato controlla, attaccata da Putto, prova a girarsi, non ritrova però la sfera. Rimessa delle Venete, chiama lo schema Verdù. Tocco per Ferreira, ex Lamezia. De Angelis il controllo, pressione di Dincecco con un fallo, secondo Zingariello di Palermo. Il primo commesso nel corso di questo match. Ferreira all'indietro per Verdù, doppio controllo, poi in avanti, verticalizzazione ancora per Ferreira, cercata ma non trovata. Di Sauro, Tati, scappa in avanti Rozzo, pallone per Dincecco che restituisce a Tati, centrale, l'imbucata per Pato, torna all'indietro, pulisce il pallone per Tati di nuovo, la finta, poi l'imbucata al centro per Rozzo che si era fatta vedere con i tempi giusti. Buona però la difesa dell'Audace Verona che è già ripartita con Putto, De Angelis, Ferreira attaccata sulla sinistra ancora da Tati. Pomposelli contro Dincecco, recupera bene Tati il controllo, poi Mancino sterzata, manda a vuoto Ferreira, arriva Pomposelli, Tati all'indietro da Pato, alle sue spalle Tati, servita con la pisada Dincecco, ancora per Tati sulla destra, in mezzo per Pato che non riesce però a fermare lì il pallone. Rimessa affidata ai piedi del capitano Luana Putto, numero 3 sulle spalle. Ferreira, De Angelis contro Rozzo, porta pallone centralmente, lo ruba Rozzo, in mezzo si fa vedere Dincecco da terra, De Angelis riesce a coprire. 17-16, tutto fermo sullo 0-0. Naturalmente sono i minuti che mancano all'intervallo, mentre il Pescara può andare al corner, chiama lo schema Amparo, in piedi un quartetto che andrà presto al cambio. Tati alza per Rozzo, il controllo, De Angelis ancora in chiusura. Continua il possesso delle biancazzurre, 17 punti per la squadra di Amparo, la vetta è vicina ma la Kickoff non vuole saperne di fermarsi, ci proverà domani il Bitonto a mettere lo sgambetto. 7/7 per la squadra di Russo, anche miglior difesa, così come il Pescara, 9 reti subite in 9 giornate, anche se la Kickoff all'attivo ne ha soltanto 7. Tati chiama il movimento di Pato sulla sinistra, c'è Pomposelli su di lei, filtra il pallone, lo butta all'indietro De Angelis, poi ancora Tati con la puntata, il guizzo di Verdù, un altro calcio d'angolo, l'ha toccata quel tanto che è bastato Marta Verdù. 16:40 all'intervallo, corner proprio di fronte a Manieri che osserva in piedi le compagne. Tati intercetta Pomposelli, riparte con l'esterno per Ferreira, pallone è troppo in profondità, eccolo il cambio a 4, entrano Belli, Vanelli, Coppari e Sciascio, praticamente 3/4 della nazionale azzurra, più Sciascio che ne ha fatto parte per diversi anni.
Vanelli a sinistra, chiusa però da De Cao, appena entrata Elena De Cao, la stella della Doce Verona che non potrà partecipare alla gara secca di Supercoppa Under 19 per motivi di età, pur essendo giovanissima. Intanto Belli a destra, ma si è ormai messa in mostra De Cao con la prima squadra, un perno a disposizione di Rossi, tanta voglia di imparare, tanta umiltà. Intanto Pomposelli che prova il sombrero su Coppari, intercetta Vanelli che mette giù con eleganza, chiusa però dalla morsa di Pomposelli e Ferreira. Coppari, Belli, ancora Coppari, sfugge via Ferreira, Belli in avanti, Vanelli perde l'attimo giusto Belli, allora Coppari. Belli di nuovo a sinistra per Sciascio, è largo il pallone e ora può rimettere in gioco Elena De Cao, che è iniziato da piccola con i maschi nel Gazzolo, poi è passata all'Hellas Verona, ma grazie al doppio tesseramento ha militato anche nel Santo Stefano in A2, dove è stata notata dalla società della Dace Verona. Belli, buono il pallone per Sciascio, suolata ancora per Belli, copertura di Putto, allora Pomposelli ci mette il piede Coppari, ancora Pomposelli attaccata da Belli in maniera regolare, Putto va a contrasto, possesso del Pescara con Sciascio a sinistra, deve rientrare sul mancino, chiusa da Putto, poi Zandona, altra giovanissima diamantino rossonero, e alla fine Coppari con calma da Di Sauro. Vanelli malinteso con Coppari, interviene allora Putto. Zandona, buona l'imbucata per De Cao che si gira e la mette dentro, vantaggio dell'Audace Verona a 15 e 18 dall'intervallo, la sblocca l'Audace Verona sull'asse delle più giovani, da una parte Zandona per l'assist, dall'altra De Cao per la rete. 0-1, la sbloccata quindi Elena De Cao dopo 4 minuti e 42 secondi in vantaggio le venete. Coppari per Vanelli, Coppari a sinistra, sbaglia però il controllo con la sola. Pomposelli, la prima vittoria delle rossonere è arrivata contro il Foligno 2 settimane fa, la scorsa settimana ha riposato, una vittoria importante contro una squadra che è diretta concorrente per la salvezza, punti che aspettava tanto la Dace Verona per avere più fiducia, più consapevolezza, e l'effetto si vede anche nel parziale in questi primi 5 minuti. 1-0 per la squadra di Andrea Rossi, che vuole dare continuità a quello fatto contro le Umbre, una partita speciale soprattutto per Benedetta De Angelis, che ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in rossonero, 4 anni e mezzo vissuti tutti d'un fiato per la giocatrice abruzzese. Pomposelli, Zandona, ancora per Pomposelli che è la sua allenatrice nell'Under 19. Vanelli recupera il pallone, voleva la rimessa a Pomposelli, Sciascio con il mancino, Belli prova a girarsi dal limite, arriva però Zandona. 14-31, rimessa in zona d'attacco per il Pescara, angolo laterale, chiede Sciascio al direttore di gara, si riparte con la rimessa del numero 3 biancazzurra. Guarda in mezzo, poi Belli che gira con il destro, c'è un tocco di Verdù secondo Sciascio, non secondo gli arbitri, si continua a giocare. Zandona le rimbalza il pallone davanti, non riesce però a controllarlo, rientra allora in posizione la numero 11 e rientra invece in campo Benedetta De Angelis al posto di Arianna Pomposelli. Deve recuperare il pallone Belli sugli spalti del Palarigopiano, lascia poi a Vanelli. Belli ancora per Vanelli che porta a spasso il pallone, attaccata da Zandona, girato poi in avanti, è irraggiungibile per Sciascio che dà un'occhiata alla panchina, si va a sedere Belli, rientra Rozzo. Zandona, Vanelli in azione di disturbo, De Cao attaccata ancora da Vanelli, vince però il rimpallo. Zandona con l'esterno, De Cao
tunnel su Rozzo, poi scappa via anche a Coppari, ma recupera il Pescara con Rozzo a sinistra per Sciascio, pisata all'indietro, arriva scivolata De Angelis, tunnel questa volta di Rozzo, poi la conclusione con il destro sul palo, azione stupenda da parte di Rozzo. Vanelli copre il pallone, interviene Di Sauro con il piatto, intercetta però De Cao, va con la sterzata il mancino, chiuso ancora da Vanelli. Grande azione da parte di Rozzo, il tunnel con la suola, poi il destro potente che va a baciare il palo alla sinistra di Verdù. Pareggio solo sfiorato per la squadra di casa, regge ancora il gol di De Cao, segnato all'interno del quarto minuto. De Cao recupera però Pato, 2 contro 2, arriva la conclusione di Pato, poi De Cao che butta via il pallone e fa la cosa più giusta. Da quelle parti c'era infatti Natalia Rozzo, ora il cambio De Cao dopo la battuta del corner, come al solito, che sarà effettuata da Tati. Con la testa De Angelis butta via il pallone, rimessa laterale dalla parte opposta, rientra Ferreira. Tati inizia a contare l'arbitro Dincecco, ancora per Tati, rientra, bella la combinazione con Pato, la conclusione con la punta di Tati, finisce fuori però il pallone, almeno un metro e mezzo. C'è un tocco però, quindi un altro calcio d'angolo, ancora Tati sulla lunetta del corner, alza il pallone per Rozzo che mette giù con il mancino, porta all'indietro la sfera sulla pressione di De Angelis, ora Di Sauro pensa un po' sul da farsi, scarica ancora per Rozzo, mancino per Tati, in avanti sulla stessa corsia per Pato, buona guardia da parte di Ferreira, rimessa laterale, Pescara già battuta. Tati, movimento di Rozzo, servita, intercetta però Ferreira, il pallone a mezza altezza, ora si ripropone in avanti, salta Tati ma non Dincecco, con l'esterno per Rozzo, un po' sola, attende l'arrivo di qualche compagna, poi si appoggia su Tati, si sistema in difesa la Dace Verona, passaggio in mezzo di Dincecco, il pallone che sbuca dalle parti di Verdù, molto attenta, il lancio che diventa un passaggio alla collega di reparto Chiara Di Sauro, ripartita da Tati. Pato alza la testa, serve Dincecco su 10 metri, all'indietro Tati, suolata, scarica ancora a destra dalle parti di Rozzo, buono il dribbling, ancora Rozzo, Verdù, una parata straordinaria con la mano di richiamo, Tati, insiste il Pescara, ferma tutto Zandonà, la corsa della numero 11, Tati con un fallo e arriva anche il cartellino sacrosanto, andava verso la porta avversaria Zandonà dopo il recupero, Tati costretta a stenderla, quindi dopo 7 minuti e 59 secondi, giallo per Tati. Ottimo l'avvio dell'Audace Verona, che sta disputando una partita egregia sul campo del Palarigopiano contro un Pescara che era apparso molto solido nelle ultime gare. Delle 5 vittorie conquistate, 4 sono finite a reti inviolate. Tati, buono il pallone per Pato che si impegna nella corsa ma non può raggiungere il servizio della numero 44, Ferreira. De Angelis cerca di andare via Rozzo con un fallo, però va Puttov a sincerarsi delle condizioni di De Angelis che ha battuto il gomito contro i cartelloni del Palarigopiano, contro le transenne nascoste dai tabelloni pubblicitari. Tutto ok, si può continuare, torna in posizione De Angelis, Putto per lei, ancora Putto in avanti, movimento di Pomposelli, possesso riconquistato dal Pescara con Di Sauro. Rozzo, Dincecco, in avanti ancora Rozzo, porta il pallone Dincecco, tanto spazio per Tati che controlla, va ad appoggiare poi per Pato che si gira, ancora Verdù, parata strepitosa, attenzione a Rozzo, respinta però da parte di Putto e sta provando tutto il Pescara. 2 interventi pazzeschi da parte di Verdù,
chiude Pomposelli sul passaggio in orizzontale, torna Pato però a dar fastidio, a riconquistare il pallone all'indietro per Dincecco. Tati, Pato, ma arriva in scivolata Ferreira con i tempi giusti. Dincecco per Tati, Rozzo a sinistra, ancora Dincecco dalla parte opposta, continua lo scambio con la numero 7 Natalia Rozzo contro Pomposelli, si accentra alla conclusione con il destro, arriva Putto a disturbare e poi a chiudere su Pato. Partita attentissima da parte della Dace Verona che non vuole lasciare varchi, ne ha trovato qualcuno il Pescara ma poi ha incontrato le manone di Verdù. Tati, Rozzo con il mancino, chiusa però da Ferreira. Dincecco, Rozzo, ancora Dincecco, va in pressione De Angelis con l'esterno per Rozzo, buono il suo lavoro, poi però porta direttamente fuori la sfera, quindi De Angelis, Putto con l'esterno per Ferreira, Pomposelli che prova a girarsi su Tati, Ferreira, tocco intelligente per Verdù che porta avanti il pallone con personalità, poi però affretta il passaggio, quasi una conclusione che finisce direttamente in fallo laterale, mentre Rossi richiama le più giovani della Dace Verona insieme a Ficeto. Andranno presto al cambio anche loro. Vanelli a sinistra con il tocco per Pato, chiuso però da Pomposelli. 10-0-4, ancora in vantaggio la Dace grazie al gol al quarto minuto da parte di Decao. Rientra Coppari per il Pescara. Dincecco, quando non c'è Tati, batte lei il corner in mezzo Coppari, pallone che arriva anche dalle parti di Vanelli che chiede il tocco di Ferreira. L'arbitro però la indica, dice il pallone è rimbalzato su di te. Putto con il mancino, buono il corridoio per Pomposelli. Putto ancora, Pomposelli contro Coppari che la chiude in fallo laterale. De Angelis, Putto ancora contro Coppari, il mancino, arriva il numero 4 a metterci il piattone, rimessa in piedi sia Rossi che Amparo sulle rispettive panchine. Pomposelli, Putto va all'indietro, Ferreira, la suolata per Pomposelli che prolunga con il mancino, arriva Putto di nuovo, Pomposelli, è entrata anche Alessia Valendino, impressione proprio sulla numero 2 rossonera, efficace, riconquista il pallone il Pescara. 9-24. Vanelli, Coppari, Valendino che ha segnato nella gara di 2 giornate fa contro la Lazio il primo gol di questa stagione. Alessia Valendino che ha detto: la fortuna di allenarmi tutti i giorni con delle grandissime campionesse. Intanto Coppari che viene chiusa da Decao e Putto. Vanelli, Coppari attaccata da Decao, riesce comunque a servire Sciascio. Vanelli gira ancora per Valendino, lettura ottima di Decao, ripartita da Zandonà, il dribbling su Sciascio, attaccata ancora Zandonà, chiede il fallo, non è d'accordo direttore di gara, protesta da parte della panchina della Dace Verona per la trattenuta su Zandonà che nella stessa zona di campo aveva fatto un numero anche su Tati. Zandonà che si propone in avanti, poi cerca di far passare il pallone, Coppari allontana il pericolo, De Angelis per Decao a sinistra, sale Sciascio, buon momento della Dace Verona, poi la conclusione alta da parte di Decao. Rossonere che non mollano nulla, pronto il cartellino del time out per mister Rossi. Valendino con l'esterno per Sciascio, con il mancino troppo facile però per impensierire Verdù, in 2 tempi, ricomincia poi da Putto, chiama il pallone Decao alle spalle di Coppari che però non si fa beffare, chiusa la diagonale e c'è intanto il primo time out di questa
di questo anticipo della nona giornata chiamato da Rossi, arrivato in estate da giocatore, vanta una carriera con il Giurato Vicenza, poi Carreco Urbano e Futsal Villorba. Gli ultimi anni invece li ha giocati nel Futsal Cornedo. L'allenatore ha seguito i settori giovanili prevalentemente, tecnico del Barcellona Academy in Italia, poi responsabile tecnico del settore giovanile del Cornedo e tecnico under 15 nell'ultima stagione. Prima di dire sì alla società del presidente Alessandro Betteghella, ha ricoperto il ruolo di tecnico nel centro federale territoriale di Tombolo. Anche Amparo è arrivata in estate nel Pescara, ma prima di sedersi sulla panchina è stata giocatrice indimenticabile con la maglia bianca-azzurra. 7 stagioni vissute a livelli altissimi e adesso la sua seconda esperienza come allenatrice, la prima in Serie B con il centro storico Montesilvano e ora nella categoria regina del femminile. Concluso il time out per Andrea Rossi, si riparte dal risultato di 0-1. Verdù in avanti per De Angelis che prova a spizzarla con la testa, nulla di fatto. Di Sauro per Vanelli, Valendino, ancora Vanelli che torna da Valendino, il tocco di prima intercettato però da Zandonà. Valendino per Coppari, corridoio per Sciascio che aggancia con il piede preferito, poi arriva a Putto, ma Coppari ha capito tutto. Ancora la copertura della numero 3 e quindi rimessa di fronte alla panchina biancazzurra. Valendino, Vanelli, tutto chiuso da De Angelis. 7:39 da giocare prima dell'intervallo. Vanelli per Coppari, Sciascio di prima buono per Valendino che va fino in fondo, rimette in mezzo, base del palo, poi il pallone finisce fuori. Chiama il corner Valendino e si riparte però da De Cao con il mancino. Di Sauro attenta nella chiusura, già ripartita ancora da Valendino, rientra in posizione Zandonà, allarga per Vanelli, il mancino chiuso ancora da Putto, richiama tutta la difesa Verdù che non vuole sbavature. Coppari, calcio d'angolo, sempre sotto di 1 il Pescara. Pallone forte in mezzo con la schiena Zandonà, ora il controllo di De Cao che prova ad andarsene centralmente. Putto, salta Vanelli, salta anche Valendino, tutto con il sinistro Putto, il pallone che va in mezzo, arriva però Di Sauro sul primo palo. Coppari, Vanelli, Coppari per Sciascio, De Cao su di lei, buono il varco per Vanelli che va via Zandonà, poi il tocco della numero 11 sul tiro di Gabi Vanelli e ci sarà un altro calcio d'angolo. Rientra Tati, quindi va lei dal corner. 6:44, 0-1. Belli in mezzo, si stacca Sciascio, pallone calciato per lei, forte il diagonale con il mancino, finisce però fuori anche se di poco, era sulla traiettoria Verdù. Zandonà contro Vanelli, il doppio passo e poi la chiusura da parte di Tati in raddoppio difensivo. Rientra Pato, dentro anche Rozzo al posto di Vanelli. Tati per Pato, l'anticipo con il ginocchio da parte di Putto, prova a tenere in campo il pallone Zandonà, non ci riesce. Pato, rimessa già battuta per Tati, ancora Pato contro Putto, cerca spazio centralmente, chiusa però dalla numero 3, arriva Tati che mette il piede al momento giusto. Rimessa per il Pescara, partita molto combattuta, molto vivace. Audace per nulla arrendevole, pallone per Pato su 10 metri, movimento di Rozzo, il pallone per lei, ancora Rozzo, rimette all'indietro per Pato, combinazione che non si chiude per un soffio. Tati, salta Zandonà con il destro, Verdù smanaccia, calcio d'angolo. Continua la pressione in avanti da parte del Pescara che vuole a tutti i costi il pareggio.
si difende molto bene, però Audace Verona è brava anche nelle ripartenze, nella costruzione del gioco. Tati parte a 3 il Pescara, si stacca Pato che va in mezzo anche Belli, prova la correzione, arriva però Ferreira prima di tutti, Belli che va di nuovo a riprendersi il pallone, chiusa da 2, vince il contrasto, pallone per Pato, all'indietro, deve mettere un po' di ordine ora il Pescara, far allargare le maglie dell'Audace Verona, Rozo salta Ferreira, arriva però De Angelis, tutta velocità, attaccata da Belli, cade a terra, si lamenta per un fallo che non viene concesso, riparte Tati a destra per Rozo, ancora Rozo con il destro, traversa, incredibile, la posizione estremamente defilata. Ha provato il colpo Rozo, nulla di fatto, si è lamentato ora Rossi in panchina con l'arbitro per il tocco su De Angelis, sbilanciata nella corsa, era in contropiede la numero 22, poi il gran destro di Rozo, secondo palo colpito dalla numero 7 biancazzurra, abbastanza sfortunata. Tati, Rozo, Pato, in avanti ancora Rozo che riceve centralmente, chiusa da Ferreira, spinta, cade a terra, si continua, Verdù lancia lungo, arriva Belli in chiusura in anticipo, buono su Ferreira, ancora Belli all'indietro, Tati, pressione di Ferreira, Pato a destra, indietreggia allora Pomposelli, cambio di marcatura, ora va De Angelis, Belli in mezzo ancora per Pato, triangolazione che non si chiude, se la prende con se stessa Belli, alza il pollicione Pato, 5 minuti rimane sul Pescara che ha alzato il baricentro, Pomposelli rilancia in avanti, sbagliato, pallone regalato al Pescara, Belli, chiamata a distanza su Ferreira, Belli, Tati, ora Rozo, in mezzo ancora Belli, alza la testa e trova Pato, di prima per Rozo, numero su Ferreira, cade, si lamenta di nuovo per un fallo, non viene fischiato nulla, Pomposelli con il destro, allora Tati, dopo aver chiuso riparte Belli, a destra ancora da Rozo, di prima per Tati, la conclusione ed eccolo il pareggio del Pescara a 4:32 dall'intervallo, azione di prima perfetta delle biancazzurre. Torna in equilibrio l'anticipo della nona giornata. Con il gol di Tati. 1-1 dopo 15 minuti e 28 secondi ha segnato Tati, tutto da rifare il Palarigopiano. Di Sauro. Tati. Rozo, Sciascio, all'indietro ancora da Tati, Rozo tra due, la fermano Ferreira e Pomposelli, sguardo in avanti, Pomposelli cerca De Angelis a sinistra, rientra in posizione anche Belli, adesso c'è un altro giallo per Rozo, ammonita Natalia Rozo al 16° minuto esatto. La segnalazione del direttore di gara al tavolo del cronometrista. Rimessa. C'è De Angelis sul pallone lì vicino a De Cao. Con il mancino, sono trascorsi però troppi secondi, controfallo, pallone del Pescara, che poco fa è arrivato al pareggio con un'azione di prima, ci aveva provato con insistenza, soprattutto con Rozo. Sciascio al centro, Tati si è mossa a destra Belli, servita, rientra su De Cao, poi trova il muro di Ferreira. Pomposelli in avanti per De Angelis, mette giù il pallone, supera Sciascio ma non Belli, ora D'Incecco prova a ragionare per le sue, con calma il capitano, all'indietro da Belli. Ancora D'Incecco contro De Angelis, prova lo spunto, lo numero 5,
doppio dribbling, la conclusione Verdù, pallone che stava per arrivare a Sciascio, lo ferma Ferreira e allora De Cao in azione, De Angelis a cercare Ferreira, De Angelis di nuovo, si è mossa centralmente De Cao, chiama il pallone alle spalle di Belli che in modo anche un po' fortuito riesce a chiudere in collaborazione con Di Sauro. D'Incecco, siamo già nel metacampo del Verona, si torna all'indietro però da Tati, doppio scambio con il capitano, a destra si fa vedere Vanelli che prende spazio centralmente con il mancino a calciare, prende soltanto il retro della porta di Verdù. 2,54, De Cao, Ferreira per Zandonà, attaccata da D'Incecco, Vanelli recupera, porta il pallone sul mancino, la conclusione ad incrociare mentre Verdù se la prende perché a terra è rimasta Zandonà, un colpo involontario sul volto. (2,44) si riparte. Sciascio, Tati, arriva però De Cao e il pallone rimbalza su Tati, quindi rimessa per la Dace Verona ancora con Zandonà. De Cao, timido il passaggio per Ferreira, interviene allora il Pescara, Tati può riproporsi in avanti, lo scarico troppo largo per Sciascio, Zandonà prova ad accelerare le operazioni, sbaglia però, recupera allora Vanelli con la puntata mancina, nulla di fatto, larga le braccia a Zandonà verso la panchina. Adesso ha perso un po' di lucidità la Dace Verona dopo il gol del pareggio, mentre il Pescara continua ad aumentare i giri e c'è il time out chiamato questa volta da Amparo. 1 minuto di break anche per noi. Dritti per 2 minuti e 24 secondi, 1-1 al gol di De Cao, ha risposto Tati con un'azione tutta di prima in contropiede, calcio d'angolo che verrà battuto proprio dalla numero 44, con il tacco allontana De Cao, protagonista insieme a Zandonà e Zardini e tante altre nel triplete under 19. Tati dimenticata, mette giù, poi Puttov in chiusura, il servizio era per Rozzo, un lancio di 20 metri a pescare in avanti proprio Tati, che ora rimetterà in gioco per le sue. 2-10, si avvicina a Rozzo, pallone alzato con ritardo, più di 4 secondi, quindi altro controfallo. Rientra Sciascio, (2:09). De Angelis in avanti per De Cao, protegge bene il pallone dall'attacco di Tati, a destra Ferreira in velocità su Vanelli che arriva a chiudere in maniera efficace, guadagna anche il possesso. Di Sauro, lancio ottimo per Sciascio che mette giù con il petto, poi il servizio per Vanelli, è tornata però Ferreira in copertura, Verdù in anticipo su tutti, ha allontanato il pericolo.
in avanti soltanto Sciascio, pallone per lei, servito da Tati. Putto le complica un po' la vita, allora Sciascio cambia zona di campo e va da Tati filtrante, ottimo con la punta per Dincecco che gira per Sciascio, il mancino chiuso da Putto, va ancora Dincecco in azione, sbaglia però l'ultimo tocco, porta fuori il pallone, rimessa per Benedetta De Angelis. Putto in avanti a cercare De Cao, troppo lungo, osserva soltanto la traiettoria della numero 10. Putto che si lamenta della trattenuta di Sciascio, occhiataccia all'arbitro, rimessa per il Pescara dopo l'anticipo della numero 3 e continua a lamentarsi dicendo non hai visto. 1:27, Tati lascia Vanelli con il mancino, il fischio del direttore di gara per un altro controfallo, il terzo di questa gara. Ferreira per Putto, De Angelis, Ferreira bene tra le linee del Pescara, ora Tati in recupero dopo il buon lavoro di Sciascio, ora in azione a sinistra, all'indietro ancora da Tati, Dincecco propone il pallone centrale con la punta De Cao, Vanelli all'indietro da Di Sauro che scarica ancora su Vanelli. Tati prende velocità su Ferreira che la insegue, il tocco sporcato proprio dall'ex Lamezia e il recupero facile da parte di Verdù, lancio lunghissimo per De Cao, salta Di Sauro con personalità in anticipo sulla numero 10 rossonera, ora appare un po' stanca, Dincecco a sinistra da Sciascio, occhiata in mezzo, tutto chiuso dalle parti di Tati, allora si passa dai piedi di Vanelli, 39 secondi, Dincecco, Sciascio prova la combinazione di prima con Tati, nulla di fatto Verdù, De Cao, Putto per Ferreira, arretrato il pallone della numero 3, Sciascio, Rozzo, ancora per Sciascio, in avanti Rozzo, intercetta bene De Cao, prova il dribbling su Tati, poi Putto che lascia scorrere ultimi 15 secondi di questo primo tempo. Putto chiama il pallone Verdù, si va in avanti però da Sciascio che recupera il pallone immediatamente, il mancino fermato da Ferreira e scivolata dalla parte opposta. De Cao contro Rozzo, le finte di De Cao con il destro di Sauro, ottimo l'intervento sul primo palo di Incecco. Un secondo, 0, 1-1, partita molto viva, un'ottima audace sul campo del Pescara, vantaggio di De Cao, poi la risposta di Tati a tra pochissimo per il secondo tempo.
Ci risiamo, secondo tempo tra Pescara e Audace Verona, anticipo della nona giornata, risultato di 1-1 dopo 20 minuti di gioco. Ora altri 20 con 3 punti in palio. Tutto pronto per riniziare, cenno d'intesa tra la terna arbitrale. Pescara al primo tocco con Pato, Rozzo, Tati a destra da Dincecco, sale De Angelis, Rozzo, bene per Pato, prova a girare, trova però il muro di Putto. Tati per Rozzo, il controllo, attaccata però da Biasiolo che voleva anche la rimessa, concessa però alle biancazzurre. Tati, Pato in mezzo per Rozzo, malinteso, recupera allora Biasiolo, va Putto con il mancino, Pato cade a terra, Putto un problema alla caviglia, mette immediatamente fuori Pato, una storta probabilmente dopo la conclusione tentata con il mancino, chiamato l'intervento dello staff medico. Speriamo nulla di grave per il capitano, che probabilmente ha appoggiato male il piede dopo aver provato la conclusione con il mancino. 26 secondi di gioco stoppato e a terra c'è Luana Putto, ghiaccio spray sulla caviglia. Andiamo allora a vedere un attimo il calendario con il Pescara che nel prossimo turno riposerà, poi l'ultima partita del 2024 con il CMB in trasferta, CMB che l'Audace affronterà nel prossimo turno. In chiusura ci sarà invece il match con l'Ocasa Falconara, mentre si è rialzata tra gli applausi del Parigopiano. Putto pare parecchio dolorante, il 5 di Pato, accompagnata. Putto fa segno proprio di aver sentito una storta alla caviglia, esce sulle sue gambe e questa è una buona notizia, sicuramente una storta fastidiosa. Biasiolo sul pallone, restituito a Disauro, si riparte allora. Pato difende bene la sfera, si gira, va a cercare Rozzo, chiude tutto Ferreira, sta facendo un'ottima partita soprattutto in fase difensiva, nessuna sbavatura per lei. Si alza Belli sulla panchina delle biancazzurre. Dincecco per Pato, di prima ancora per Tati, all'indietro Dincecco, alza la testa, si fa vedere Rozzo, sposta il pallone sull'attacco di Ferreira, velo di Dincecco, Tati, Rozzo a sinistra per Pato, le finte su De Angelis che non la perde però di vista. Tati, Dincecco contro Ferreira, cambia direzione e va da Rozzo, sale ora De Cao, in mezzo per Tati, posizione di Boa, poi Ferreira che allontana Dincecco con il mancino, c'è un altro tocco se non sbaglio ancora da parte di Ferreira, quindi calcio d'angolo. Continua il riscaldamento di Belli, tutto fermo sulla panchina di Rossi, ad eccezione di Putto che continua a fare prove, cammina molto meglio anche se è dolorante, abbiamo visto la smorfia dipinta sul volto. Rozzo con il destro, Verdù all'incrocio dei pali, poi Ferreira che prova con il petto, arriva Tati, guadagna anche la rimessa per il Pescara. Pallone tra i piedi della 44, il tocco corto per Rozzo, all'indietro ancora per Tati contro Biasiolo. Tati, Dincecco con calma da Pato, le finte di Pato su De Angelis, prova con il destro, chiuso ancora dalla numero 22. De Angelis in avanti di prima per la corsa di Biasiolo, esce in anticipo su tutti Chiara Disauro, poi buono il pallone per Pato che lotta con De Angelis che ha la meglio però sul numero 99, buona l'imbucata anche per Biasiolo, arriva il recupero di Tati con grande esperienza. Rozzo, movimento in mezzo di Pato, Rozzo per Tati, imbucata centrale per Pato che non ci arriva per un soffio, era da quelle parti comunque De Angelis. Biasiolo, De Angelis appoggio a sinistra da Ferreira che era però pressata da Dincecco. Pato al limite dell'area di rigore per Rozzo, interviene bene Biasiolo, poi De Cao, l'ultimo tocco però è di Rozzo, rimessa rossonera. De Angelis, De Cao per Verdù,
alza il pallone nella terra di nessuno. Di Sauro, rimessa corta per Tati, mentre rientra Vanelli, subito prestata da De Cao che perde il pallone, poi Ferreira con il mancino largo. Al cambio Tati ha cambiato direzione, è rimasta in campo, non c'è nessuna pronta nell'area tecnica. Intanto Tati che va a pescare Pato, salta altissimo Verdù. De Angelis, Ferreira non fa in tempo a mantenere vivo il pallone e allora Vanelli. Si è alzata anche Sciascio dall'altra parte, pronta a rientrare Pomposelli. E la buona notizia per l'Audace Verona è che è pronta a rientrare anche Capitano. Pato, attaccata da De Angelis, ancora Pato sui 10 metri, le finte della 99 con il destro, Ferreira in copertura, Vanelli alle sue spalle Biasiolo, De Cao prima di Belli, ancora De Cao da sola con il destro, prende la mira, fuori però il tentativo della numero 10. 3 minuti 01 trascorsi, sempre risultato in parità, 11 punti di differenza tra le due formazioni in campo. Prova la magia Belli su De Cao che ha capito però le intenzioni della numero 9. Anche lei rientrata tra le azzurre per la doppia amichevole di Mursia, un altro step come abbiamo ricordato fondamentale in vista dell'Elite Round che l'Italia ospiterà a marzo dal 18 al 23. Tati si fa vedere Pato, prende il tempo a De Angelis, Verdù arriva un'altra volta all'incrocio e poi il pallone rimane sui cartelloni pubblicitari. Una traiettoria impossibile, rimanesse lì e ci è rimasto comunque il pallone, traiettoria assurda. Pronto il cambio, altra sfera in campo, calcio d'angolo, andrà ancora Tati come sempre quando c'è lei. Si alzano Coppari, Valentino e Sciascio sulla panchina biancazzurra. Tati scodella per Belli al volo, schiaccia il pallone, rimbalza dalle parti di Verdù ma finisce fuori. Lo schema Marta Verdù. Biasiolo, Belli recuperava per il Pescara, ora Pato pensa per un attimo al tiro, poi chiama in causa Tati, allarga ancora per Pato, all'indietro c'è Vanelli, si passa prima da Tati, ora da Vanelli contro De Cao con il mancino al numero 12, Tati a sinistra, Belli prende il tempo a Biasiolo, il mancino, Verdù ancora una volta smanaccia, fallo laterale. Ex tiene VIP Infinity, ora sta dimostrando tutte le sue qualità con i colori rossoneri. Una certezza quest'oggi, ma non solo per Mister Rossi. Tati alza per Vanelli che va con il mancino, sbaglia però, non trova il pieno impatto con il pallone, anche disturbata dall'intervento di De Cao. Verdù, praticamente un passaggio per Di Sauro, ripartita da Vanelli, in mezzo da Tati, buona la trasmissione per Pato che va via De Angelis, buona però nel rientro in scivolata, ancora Tati sulla schiena di Belli, poi Ferreira che prende il tempo a Tati, non poteva fare fallo, già ammonita Ferreira, in corsa Di Sauro, chiude tutto. Contropiede fermato dall'intervento di Chiara Di Sauro, la sua seconda partita da titolare dopo il debutto senza prendere gol con il Foligno. Audace pericoloso in contropiede al 4° minuto del secondo tempo, ora Ferreira all'indietro da De Cao, attacca subito Belli, la rimessa però è ancora di De Cao, non la prende benissimo Belli ma l'arbitro dice l'hai toccata tu. De Angelis per Biasiolo a sinistra, Vanelli l'aspetta lì, Biasiolo si porta fuori il pallone, Vanelli, Coppari, Belli ancora per Coppari, si fa vedere in mezzo Vanelli, De Cao chiude tutto, deve cominciare il Pescara, ancora con Coppari, Vanelli, Valentino a sinistra, scappa in avanti Belli, Valentino contro De Angelis, porta bene il pallone a destra da Coppari che rientra verso il centro, Vanelli contro Biasiolo, Vanelli con il mancino, la conclusione sull'esterno. Verdù in avanti, il lancio
Di Sauro. Occhiata alle compagne, sceglie Coppari, ora Belli, Coppari, Vanelli per Belli di nuovo, trasmissione orizzontale per Valentino, attaccata da Zandonà, si rifugia in Belli, Coppari di nuovo al centro da Valentino che con il mancino non riesce a fare di più, pallone regalato all'Audace Verona, pronta a rientrare Putto, Ferreira, Pomposelli a cercare di nuovo Ferreira, non si chiude però il dai e vai. Salutiamo intanto tutti gli amici in ascolto sul canale YouTube della divisione calcio a 5. 14:42 al termine di questo anticipo. Zandonà contro Coppari, tutto con il mancino, attaccata Coppari che vince anche il rimpallo. La rimessa infatti delle biancazzurre. Vanelli, Valentino contro Putto in orizzontale da Coppari, spazio a destra per Vanelli, servita, prova a girarsi, attaccata da Zandonà, suo l'ultimo tocco. Valentino, Coppari, Belli, fa fatica a trovare varchi in questa ripresa il Pescara. Coppari, tanto possesso ma conclusioni soltanto sull'esterno della rete e un paio di interventi di Verdù su conclusioni dalla distanza. Valentino all'indietro, Vanelli, ancora Vanelli, alza per Coppari, Ferreira sempre molto dinamica nelle sue azioni, soprattutto in fase difensiva. Allora Sciascio al posto di Belli e rientra anche Dincecco al posto di Vanelli. Continuano le indicazioni di Amparo, Dincecco in avanti per Sciascio, arriva Putto che tocca, pallone fuori di fronte alla panchina di Rossi. Valentino per la rimessa, 13:42, tutto invariato, 1-1. Coppari all'indietro, chiude Ferreira, altro calcio d'angolo. Chiama lo schema Ludovica Coppari. All'indietro per Dincecco, pallone però sbagliato, incomprensione tra le due, servizio troppo arretrato, quello della numero 4 per il capitano biancazzurro. Con calma riparte l'Audace Verona, si è sbloccata contro il Foligno, la formazione allenata da Andrea Rossi. C'è un altro evento importante alle porte, l'abbiamo ricordato, la Supercoppa Under 19 che le piccole dell'Audace Verona giocheranno contro il Bitonto in casa al Pala Lupatotina alle 20:45 del 14 dicembre. Ferreira nel traffico, Putto sarà sugli spalti a tifare per le piccoline, ha dichiarato in intervista pre-partita. Segue anche la formazione rossoneri, gioca in Serie C, squadra satellite della società di Betteghella, grande unione tra tutte le componenti della famiglia rossonera. Sciascio gira di prima per Coppari, prova ad andarsene a Zandonà, ottima guardia della numero 11, al cambio Ferreira rientra De Angelis. Verdù, pressione di Rozzo, alza il pallone Verdù direttamente sul fondo. Di Sauro per il controllo di Sciascio con il palleggio elegante, poi il tocco per Dincecco, di nuovo a Rozzo, deve impegnarsi nella corsa Coppari che poi rinuncia, pallone troppo arretrato, imprecisa questa ripresa da parte del Pescara, tanti errori in fase di impostazione che sono insoliti per una squadra di questo livello. Meriti anche per l'Audace Verona che è ben piazzato, intanto sfugge il pallone a Di Sauro, arriva Dincecco prima di Zandonà. 12:37 da giocare, chiama lo schema al capitano. De Angelis chiama la posizione a Zandonà, parte praticamente a trenino la formazione di movimento delle rossonere. De Angelis a calciare sul primo palo, alto però sul montante il destro della 22. Di Sauro lascia Coppari. Sciascio ancora per Coppari, a sinistra da Dincecco, si va a vedere in mezzo Rozzo che poi cerca spazio a destra, Pomposelli intercetta
l'imbucata di Sciascio, e allora l'indietro da De Angelis per Zandonà che sposta il pallone con il mancino, attaccata da Coppari, allarga poi per Putto, giro palla che chiama ancora in causa De Angelis. Pomposelli, Sciascio su di lei, Pomposelli al centro, bene per Zandonà che viene incontro, si fa vedere e scarica di nuovo per De Angelis, cercata Zandonà a sinistra, chiedeva invece il pallone in mezzo, numero 11. Riparte il Pescara, Dincecco in velocità su Putto, va via Dincecco, poi rientra, buono il dribbling della numero 5 che continua a sfidare il capitano dalla parte opposta. Arriva anche De Angelis al raddoppio, porta a spasso il pallone Dincecco, ne salta 2, mette in mezzo, arriva Coppari, la conclusione sull'esterno. Applausi per Capitan Dincecco che ha tenuto il pallone per buoni 15 secondi effettivi. Tanto la corsa di Zandonà esce bene di Sauro. Rozzo, Dincecco, 3 contro 3, rientra anche Zandonà, arriva Tati che fa di nuovo il suo ingresso sul parquet del Padarigopiano. Tati allunga con la punta per Dincecco, il destro fermato però da Putto, per arrivata anche in scivolata De Angelis, a terra il capitano, aiutato a rialzarsi proprio dalla numero 22. 2 ammonite Rozzo e Tati nelle fila delle biancazzurre, nessun cartellino per le rossonere. Dincecco, Tati con il mancino, si stacca Dincecco, prova a far passare il pallone Tati, chiude tutto Zandonà, chiama il cambio Dincecco, occhiata verso la panchina da parte di Amparo che fa alzare Vanelli. Dincecco, Sciascio, Tati, finte su Putto, la conclusione con il destro, Verdù, era arrivata anche in attacco Dincecco, ha tenuto però lì il pallone Verdù, ha fatto un'ottima cosa. Intanto Sciascio che ferma il tentativo offensivo da parte di Zandonà. Rimessa 10:48, è successo poco in questo terzo quarto di gioco. Controllo di Dincecco, Pomposelli arriva, mette il corpo, perde poi il pallone, allora Dincecco che recupera a sinistra, c'è Sciascio, Dincecco, il dribbling su Capitan Putto, in mezzo il pallone, Zandonà allontana con il mancino. Serie di dribbling per Dincecco, ora molto stanca, aveva già chiamato il cambio in precedenza. Putto vuole aiutare a rialzarsi, al cambio Pomposelli rientra Ferreira, va a sedersi anche Dincecco che nel frattempo ha perso la fascia. Rientrata Vanelli, la pacca sulle spalle da parte di Pato. Al capitano che si siede accanto ad Alessia Discaro. Rozzo in avanti per Sciascio, Suolata, l'attacca Putto, Rozzo in anticipo su De Angelis, ancora Rozzo, va via anche a De Cao, la conclusione con il destro, insuperabile Verdù che ci mette ancora una pezza. Tati con il tacco, elegantissimo il disimpegno. Sciascio in velocità, rientra De Cao, si accentra allora Sciascio con l'esterno. Tati larga a destra Vanelli, rientra Tati con il mancino dopo la finta. Vanelli inciampa però sul pallone, lo difende dall'attacco di De Cao, all'indietro pulito per Tati. Sciascio contro De Angelis, le finte, la numero 22 le strappa il pallone, Putto va allontana senza complimenti. Chiusa a doppia mandata la difesa dell'Audace Verona, prova a scardinare come può il Pescara, fino a questo momento è arrivato soltanto il gol di Tati in risposta a De Cao. Pallino del gioco tra i piedi delle biancazzurre, possesso però abbastanza sterile in questi 10 minuti e 17 secondi nel corso del secondo tempo. Vanelli addosso a Ferreira. Tati per Vanelli, ancora per Tati. Ferreira su di lei. Rozzo rientra bene su De Cao che la tocca, chiede scusa. Con un attimo di ritardo arriva il fischio dell'arbitro. A terra Rozzo, rimane lì De Cao per scusarsi. Le indicazioni intanto di Amparo per il calcio di punizione che seguirà. Alle nostre spalle passa Alessia Guidotti del Tiki Taka. Formazione appaiata in classifica alle biancazzurre a quota 17 punti. 4 gol
per Alessia Guidotti, che scherza e dice: ne ho fatti più del Silvia D'Incecco. Hanno iniziato insieme a giocare nel Pescara, sono state insieme per una vita, anche di rimpettaie, vicine di casa. Esperienze sportive sempre a braccetto, fino a 2 anni fa. Continuano a scherzare le due. 9:33 alla fine di questa gara. Calcio di punizione con Sciascio che va con il mancino, chiuso dalla barriera. Allora Tati, esce Ferreira, Belli prova a cercare spazio. La conclusione, Verdù in qualche modo in opposizione. Tantissime le parate della giocatrice spagnola. Belli che recupera sul mezzo errore da parte di Putto, prova ad andarsene in velocità, ci mette il corpo però De Angelis. Chiusura, pallone restituito a Verdù. Bisogna però ricominciare non dalla rimessa dal fondo, ma dalla rimessa laterale. Serie di cambi per Amparo, rientra Rozzo, allontana ancora una volta il pallone Putto, arriva dalle nostre parti. (9:07). Ancora Guidotti protagonista con il recupero del pallone sugli spalti. Tati, Rozzo, Vanelli molto staccata a destra, Rozzo tanto spazio per lei, l'imbucata sul secondo palo per Vanelli, è rientrata però come un treno De Angelis a chiudere la diagonale difensiva. Rozzo, Tati, al centro per Rozzo, innesca il movimento di Vanelli con il mancino chiuso ancora una volta da Ferreira, poi arriva Verdù che spinge via il pallone, rimessa del Pescara. Tati, finta su Decao, il mancino per Vanelli che prova sul secondo palo, arriva il tocco di Rafa Pato, sorpasso del Pescara. Ha trovato finalmente il varco giusto Rafa Pato dopo 11 minuti e 21 secondi, sorpasso del Pescara, 2-1. Quasi un urlo di liberazione quello di Rafa Pato. Ci ha provato soprattutto nel primo tempo il Pescara, nel secondo tempo stava tenendo il pallino del gioco senza però risultare pericoloso. Ma è arrivato ancora una volta lo zampino di Rafa Pato, e a terra Ferreira non c'è nulla, si continua a giocare. De Angelis, Pato su Putto, strappa via il pallone al numero 99, ancora lei in azione, la puntata sotto il 7, Pato on fire. 3-1, più 2 del Pescara e doppietta ravvicinatissima di Rafa Pato. Ancora lei dopo 12 minuti, 11 minuti e 40 secondi, il gol del 3-1. Vuole correre subito ai ripari Andrea Rossi, che ha chiamato l'immediato time out. Dopo le 2 reti di Rafa Pato, prima sull'assist di Vanelli e poi la conclusione con la punta sotto il 7, Verdù fin qui ha fatto gli straordinari ma deve cedere sotto i colpi di Rafa Pato. Condizione ritrovata per l'ex Falconara, che sta facendo benissimo in questo avvio di stagione. Otto gol in questo momento per Rafa Pato, che ha superato Greco, Bettioli, Butimà e va a mettere pressione a Lusilei e Renatigna, mentre la classifica è dominata da Schneider del CMB al suo primo anno in Italia. Pomposella, l'indietro per Putto, De Angelis ancora per Putto, arriva di nuovo Pato, Rozzo, Pato scambia con Rozzo, in mezzo per Pato e sono 3. Incredibile quello che sta facendo oggi Rafa Pato. Ha cambiato completamente volto al match, la numero 99 bianca-azzurra, un altro gol per lei. Momento magico, 11:48 e tripletta personale di Pato, che ne fa un altro. Non so se sia un record,
Qualcosa di molto simile aveva fatto Amparo quando giocava contro lo Stat in un quarto dei playoff. Bisognerebbe ricontrollare sfogliando gli annali della divisione calcio a 5. Sono comunque 3 reti in un battibaleno. Pato gira per Vanelli, ora prova a vestire i panni dell'assist woman dopo aver realizzato la tripletta personale. 4-1 del Pescara sull'Audace. Aveva fatto una fatica estrema la formazione biancazzurra a trovare il gol, poi ne ha fatti 3 in un attimo con Pato. Tati in azione sui 10 metri, chiusa però da De Cao. Ancora Tati, De Cao alla meglio, subisce anche un fallo. Tati alza le braccia come dire non ho fatto nulla, ma il fischio è arrivato. Pato attaccata da Zandonà, poi Rozzo in anticipo sulla numero 11. Rozzo per Vanelli, un po' di spazio per lei, va a puntare Pomposelli. Tati, Pato ancora per Tati, adesso è molto più veloce il giro palla delle biancazzurre. Rozzo, intanto abbiamo ricontrollato in 17 secondi. Pato ha fatto 3 gol in 27 secondi, scusate, non è il mio forte la matematica. Belli, Rozzo per Vanelli in anticipo però De Angelis in scivolata efficace l'intervento della 22. 31 e 21, 31 e 40, 31 e 48. Questi minuti esatti delle marcature triplici di Rafa Pato, numero 99 in forza alla formazione biancazzurra. Tati, Rozzo per Vanelli, Belli, 6:33 al termine. Rozzo per Belli in mezzo, De Angelis, poi Pomposelli dalle retrovie. Pallone per De Cao, c'è spazio in avanti per De Angelis, la vista De Cao, prova a prolungare, sbaglia però il passaggio, cercava il taglio in mezzo De Cao. Si scalda ora Alessia Discaro. Belli contro De Angelis, le finte di Belli su De Angelis, prende spazio centrale, chiusura da parte di Pomposelli che ora si ripropone, doppia suolata, rientra Belli in chiusura, l'ultimo tocco è proprio della numero 9. 6-0-2. Rientra Coppari al posto di Rozzo. Zandonà gira per De Angelis, Rossi richiama Ferreira. De Angelis sul secondo palo per De Cao, arriva Belli ma il pallone ancora del Verona con Pomposelli che salta 2 volte. Bellissimo il numero di Pomposelli dopo un doppio sombrero, la messa all'angolino, gol straordinario che dimezza lo svantaggio. Un giocoliere al Pala Rigopiano, Arianna Pomposelli. Giocata strepitosa che rivedremo sicuramente sui canali social della divisione calcio a 5. Dimezza lo svantaggio Pomposelli dopo 14 minuti e 14 secondi. Arriva il gol del raddoppio del Verona, quindi il parziale in questo momento è Pescara 4, Audace Verona 2. D'Incecco prova a scambiare con Belli. Portiere di movimento per l'Audace Verona che ci crede ancora e fa bene perché ha giocato un'ottima partita fin qui. Poi è arrivata Pato con la sua tripletta, ma ci sono ancora tante speranze per le rossonere che deve tenere a bada però la formazione biancazzurra. Incredibile il gol che abbiamo visto da parte di Pomposelli, una giocata incredibile al limite dell'area di rigore, poi il pallone scaricato all'angolino. Pomposelli gira ancora per Putto, De Angelis, Ferreira, tocca però Coppari e mette fuori. 5-0-2. Putto, Ferreira, sale Tati su Putto, in mezzo De Cao di prima per Ferreira che prova ad andarsene, arriva però la copertura e ora Di Sauro per Coppari, arriva De Cao, rimpallo, Tati mette giù, va De Cao in pressione, Tati la evita con la solita sterzata, guadagna qualche secondo. Coppari si ripropone in avanti, ora è indietro da Tati, Belli si fa vedere, arriva anche D'Incecco tra le linee.
Tati, le finte su De Cao, va via, ancora Tati, porta a spasso De Cao, Coppari, Dincecco con l'esterno, Tati alza il pallone, voleva la triangolazione con il capitano, malinteso però tra le due maglie bianca-azzurre, pallone riguadagnato da Audace Verona che da un minuto circa sta giocando con il power play, maglia diversa per De Angelis, interpreta lei il portiere di movimento. De Cao, Putto, Pomposelli ancora per De Angelis sul vertice di sinistra, De Cao, da Ferreira scambia ancora con De Cao, arriva il capitano Dincecco a chiudere l'azione d'attacco dell'Audace Verona che rimane su, si rialza Dincecco, De Cao in mezzo, Belli, la porta è vuota, prova con il mancino direttamente tra le braccia di Rossi in panchina. Putto, De Cao, Pomposelli ancora per Puttov in mezzo, Dincecco, poi Tati che allontana, non troppo però raccoglie invece De Angelis, prova a saltare Coppari in mezzo, Di Sauro chiude, calcio d'angolo. 3:27. De Angelis al corner, Belli di prima, gira verso la porta, c'è Puttov a fare buona guardia. De Cao in mezzo ancora per il capitano rossonero, Pomposelli, Putto, De Angelis, da quelle parti Belli e Coppari. E Tati sul mancino di Putto, calcio d'angolo che non può evitare Di Sauro. 3 minuti 04. De Angelis, Pomposelli, ricomincia il gioco da Putto, De Cao, Tati va a chiudere su Pomposelli, Putto ancora con il mancino, gira De Ferreira per De Angelis, ma attenzione perché rimane a terra Ferreira, rimane a terra anche Coppari, scontro ginocchio contro ginocchio, sembra aver avuto la peggio però Ferreira che purtroppo sta piangendo, molto dolorante anche Coppari, interrotto di nuovo il gioco, aspettiamo con apprensione che possono rimettersi in piedi le due giocatrici. Si è già rialzata Coppari, anche se non sta benissimo. Si ferma Coppari, si è rialzata ma si ferma in mezzo al campo. Ancora giù invece Ferreira. Va in panchina Coppari, incoraggiata dal pubblico biancazzurro. Continuiamo invece a essere in apprensione per Ferreira. In lacrime l'ex Lamezia, continua a toccarsi il ginocchio destro. Pomposelli lì vicino, in piedi anche Di Sauro. Non sembra poter continuare Ferreira. La portano in braccio fuori. Gli applausi di incoraggiamento per Ferreira, che era stata tra le migliori. Ne facciamo il nostro in bocca al lupo. Mi dispiace molto per l'infortunio, riprende comunque il gioco. 2:48. Di Sauro per Tati. Brutto colpo anche a livello psicologico probabilmente per l'Audace in un momento molto delicato della partita. 2:40 dal termine, sotto di 2. Belli, Rozo ancora per Belli, va con il destro, rientra con il mancino, tocca De Cao, arriva poi l'intervento facile di Verdù che riparte proprio da De Cao. In avanti il servizio per la numero 10, Dincecco in anticipo, poi mette fuori con intelligenza e permette alle sue
di risistemarsi. Rossi ci riprova con il portiere di movimento, continua a piangere purtroppo Ferreira. L'abbracciamo da qui sperando di avere buone notizie nei prossimi giorni. Putto, Pomposelli per De Angelis, ancora Pomposelli, gira dal capitano, l'attende lì Tati, scambio tra la 3 e la 2, poi da lontanissimo con la testa ci prova a Zandonà sull'imbeccata di Putto, pallone che finisce però lontano e c'è un altro time out, questa volta chiamato da Amparo a 2 minuti esatti dalla fine della partita, un minuto di pausa anche per noi. Due minuti esatti al termine, al 16esimo è arrivato un gol straordinario da parte di Arianna Pomposelli, quello che ha portato il parziale sul 4-2, regge quindi il doppio vantaggio del Pescara, 120 secondi per difenderlo e portare a casa un'altra vittoria. Di Sauro, Tati per Rozzo, Pato si è mossa a destra, Discaro è appena entrata, Pato si va a vedere in avanti Tati, poi si ferma, è indietro Pato, fa girare la sfera bene il Pescara, Rozzo per Pato, arriva Putto, tocca Di Sauro, tranquilla con le mani, rimette per Tati. Pressione alta dell'Audace Verona, anche se si è seduta De Angelis. Intanto la conclusione di De Cao, provata con il destro, calcio d'angolo, ed eccola De Angelis che invece si è rialzata, e ancora la maglia del portiere di movimento sotto la pettorina che ha appena tolto. 1,25. Poco fa la bella conclusione di De Cao, ora il corner. De Cao ancora in azione, all'indietro da Putto, De Angelis, Pomposelli, di nuovo De Angelis, deve rimanere con la testa sulla partita, l'Audace non pensare a Ferreira che poco fa si è fatta male seriamente. Di Incecco, la porta è vuota, è rientrata a Putto, poi stava rientrando anche De Angelis, poi Ibelli che va a strappare il pallone dai piedi di Pomposelli, rimessa conquistata, una rimessa preziosa, 65 secondi a termine. Pato va al cambio, Belli e rientra Discaro, Pato proprio per la numero 11 biancazzurra, Tati per Rozzo, sul secondo palo Discaro, era arrivata anche Pomposelli in copertura, De Angelis va a dare il cambio a Verdù che rientra in posizione, 49 secondi al termine. Pato, Tati per Pato che è andata all'indietro per prendere metri e secondi preziosi. Rozzo, Discaro, spaccia a sinistra, arriva Putto, prova a saltare Discaro, chiusura di Putto, poi arriva Pomposelli, ancora Discaro a disturbare, insegue poi la numero 2. Pomposelli, salta Discaro, in mezzo il pallone, letto bene però da Tati, 20 secondi, anticipo di Zandonà su Discaro, ancora Zandonà con il mancino in mezzo per Pomposelli, prolunga per De Cao, in mezzo il rimpallo, neanche calcio d'angolo perché Rozzo tiene lì il pallone, ora riparte, in mezzo c'è Pato, debole il passaggio, intercetta Putto, allora Zandonà dalla parte opposta con il mancino fuori, senza fiato ci ha lasciato questa azione, ma sono finiti secondi, soltanto 3 a disposizione per l'Audace, 2-1, arriva la sirena finale della nona giornata, 4-2 il risultato definitivo.
applausi grandi, sinceri alla Dacia Verona per la prestazione offerta, che non è bastata contro un Pescara che ha saputo attendere con pazienza il momento giusto, ha faticato parecchio a trovare gol, ne ha trovati 3 ravvicinati con Pato, è lì che la partita ha preso una piega diversa, non ha mollato comunque la formazione di Rossi, così come chiesto proprio dall'allenatore, può andare a casa senza punti ma felice di quello che ha fatto vedere sul parquet di Pescara. Un'altra vittoria per le ragazze di Amparo che continuano il loro percorso di crescita. Da parte di Silvia Venditti e Massimo Lupacchini è tutto. Vi diamo appuntamento sempre qui sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Grazie a tutti per averci seguiti. Ciao!